amici di Televignole, ancora vi proponiamo un caso molto grave che riguarda la giustizia. Siamo trasparenti, per cui noi a Vignole mandiamo queste estremie, no? In computer con dentro tutti i casini che ma poi in caso fa altro piuttosto, come vuol dire, grave. Mi presento, mi sono il procuratore Mino Temolo, non sarebbe un vero procuratore, cioè sono il procuratore perché ho fatto tutti gli avvocati della zona dopo la laurea, sai che si ciapa, no? A dargli una mano. Dopo di vabbè, ma mi metto per conto mio anche se non sono avvocato, e che a Vignoli mi manda a procura della Repubblica di Vignole. Ancora in questo caso che faremo vedere che merita attenzione, merita quantomeno compassione. Allora, sto qui per presento fra un attimo, mi raccomando, insomma, compassione. E chi che è il procuratore? Lui il procuratore? Scusa perché per un caffè che mi resta qui. Allora, mi sono venuto qua perché vuoi la grazia, perché mi ha fermato con l'APE, mi ha detto che ho bevuto, che è vera, ma mica got, come si fa tutti dopo campagna se beve in got. Poi mi porta via l'APE, la patente e tutto. E come fa a mia essere andare in campagna? Che non c'ha di roba da fare? Come fa? Che mi dà la grazia, no? Che mi dà la grazia e è finito lì o no? Sì, buon nome, vabbè, ho capito questo caso, però mi capirà che non mi pare una roba da smuovere il presidente, l'altro lì voglio Bertamima, il presidente adesso le supervede la sua casota, che ha dritto in calua a possarsi, no? Dopo venirà il periodo delle olive, quindi il frantoio, poi dovrà visitare tutte le chiese della zona perché sa che lui è devoto, no? Alle chiese. Mica fa una lettera, ma non saprei dirgli proprio se insomma non vi prometto niente, Saro, non vi prometto proprio niente. Sì, ma io ho il porco, no? Quello lì sarà alto, un po' più alto di quell'altro lì del brunetto, no? E poi solo lui può avere la grazia per le sue miserie, pieno di soldi se la caverà. Se non vado a campagna alla sera porto su niente, anzi capiscono il problema. Mi non dico che non gliela daga a lui, ma che me la daga anche a me. Chi sono te me? Fiol della serva? Sono te fiol della serva? Lavorare basta. Sì, ma vedrò quella persona che lui lo nomina sta qui la gran peso, notevole anche, ma proprio notevole, ma de pu, direi de pu. Ostia, peserò 110 kg, che adesso ultimamente non mangio neanche a te, ma quando si va su dei marosi, si che da dentro, 30 cunecchi, la panzetta, l'ardo, sono anche sui 130, anche con peso anche a me, guarda, poi te molo papi, te fai il giro della busa e te fai in alto che non te ne accorgi neanche, sai? Basta un papin di quei che guarda che roba. Ma non è questione,
E non so che scherzare, non è questione di mettersi sulla bilancia per vedere che conto de pu, st'Italia. Che dicevo che sto qua sta al governo per anni e anni, c'è all'estero, adesso proprio perché gli ha tolto il passaporto, ma le conoscono tutto il mondo, la televisione, giornali, c'è soldi, ville, e poi se lui ne è preso o a case domiciliari o non potesse essere eletto, casca il governo, si rende conto, casca il governo, le tasse messi bene, se casca il governo, che disero lui? Che disero lui? Ma signor, che lo dice, se non mi dà la grazia a me, altro che governo che salta qui, salta tutte le cose, bisogna prevarle, bisogna stare lì a sappare il zaldo, sappare gli olivi, ma tutto in sé, si spacca su tutto. Ma sai che anche se mi non può una zoccola per fare i miei misteri, che poi venire anche al trattore, va dire anche. E poi una macchina per andare alla gara a togliere le robe. Ma che par giusto? Che par giusto che sia sempre la Polazzen che paga? Mi non conosco sto chi. Casca il governo, meglio se pagamentasse, ma che domanda la grazia arriva da me, che domanda la grazia che dia che se non mi dà la grazia, non riporto neanche io le olive quest'autunno, non riporto neanche le olive, le porto all'agraria di Riva, se non mi dà la grazia.